Quello che voglio raccontarvi oggi è un po' il dietro le quinte di Carmine, che qualcuno conosce, ma qualcuno non conosce. Tanto tempo fa, io prima di diventare uno youtuber, un influencer, come mi volete definire, così mi definite, prima di diventare quello che sono diventato oggi, io ero un semplice operaio. Ero un ragazzo che lavorava la giornata, come del resto tutti quanti fanno, e lavoravo con mio padre. Facevo l'asfaltista. Ho terminato la scuola a 13-14 anni, mi sono fermato alla terza media, non ho voluto continuare in nessun modo perché la scuola non mi è mai piaciuta. Quindi il mio unico obiettivo era quello là di andare a lavorare, come tutti i ragazzini, no? Non voglio andare più a scuola, voglio andare a lavorare. Senza poi capire veramente cos'è lavorare. Perché il mestiere di mio padre, io sapevo che era pesante il mestiere di mio padre. Andavo comunque ogni tanto a lavorare con lui anche quando andavo a scuola per conoscere pure quello che faceva lui, no? Ed era pesante, è un mestiere veramente pesante. L'asfaltista, se cercate pure su internet vedete tanti video e vi potete fare un'idea. Quindi decido di abbandonare la scuola e vado a lavorare con mio padre. Mio padre mi dice: se vieni a lavorare con me io ti do 50 euro al giorno. Guardate che 50 euro al giorno per me, che comunque era un ragazzino, 14, 15 anni, 16 anni, cioè 50 euro al giorno erano proprio tanti, erano proprio assai. E quindi ok, decisi di lavorare con mio padre, anche perché la situazione non è che era delle migliori a casa mia, economicamente non è che stavamo tanto bene, e quindi andavo a lavorare con mio padre. Mi alzavo alle 6 del mattino e mi ricordo che ogni sera prima di andare a dormire avevo l'ansia. Avevo tipo una sensazione negativa in corpo perché quello che facevo non è che mi faceva saltare di gioia, era comunque sacrificante. Svegliarsi presto la mattina, tipo alle 6 mi svegliavo, il tempo di fare colazione, di mettere, i vestiti da lavoro, con il freddo, no? Immaginate pure in inverno il freddo è bruttissimo, e quindi andavo a lavorare. Ho lavorato con mio padre un bel po' di tempo. Ho capito il vero significato della parola sacrificio, o meglio, sacrificarsi. Quello che io ho fatto lo rifarei anche perché mi ha portato a capire tantissime cose nella mia vita e mi ha portato ad essere quello che sono adesso. Non disprezzo e non butto merda sul mio passato, su quel lavoro che mi ha insegnato tanto. Anche se quello non è più il lavoro della mia vita, perché comunque quello era il lavoro di mio padre e mi è servito solo come trampolino di lancio per capire un po' cos'è la vita, ok? E come la vivono tante persone. Questo mi ha aiutato tantissimo a capire io che strada dovevo prendere. Quel lavoro, quel sacrificio, perché era veramente un sacrificio, era un lavoro, un mestiere pesantissimo. Alzarsi presto la mattina, ritirarsi alle 5 se ti veniva bene il pomeriggio, altre volte si facevano anche le 7 per terminare comunque qualche lavoro, ed era veramente un sacrificio. Quel lavoro mi è servito per capire, per farmi delle domande. Le domande erano queste. È questa la vita che io voglio fare? Cioè, io un domani dovrò fare sempre questo. Poi dall'altra parte c'era: ok, però sono 50 euro al giorno, 50 euro al giorno posso fare tanto. Ma non è quella la cosa importante, ragazzi. Ed è quello che ho capito. Quando rientravo a casa, vedevo me, mio fratello, mio padre, stanchi, per un lavoro che comunque ti massacrava e ti uccideva, nonostante il 50 euro al giorno era veramente grande. Non era soddisfacente per me, perché la mia soddisfazione non erano i soldi, ma gli stimoli, le emozioni che io provavo quando andavo a lavorare con mio padre. C'erano giorni dove veramente non riuscivo ad alzarmi dal letto, c'erano giorni dove mi rifiutavo di vivere quella vita e mi guardavo intorno e non trovavo uno sbocco, non trovavo una soluzione per me, perché se volevo cambiare quella situazione dovevo in primis cambiarla per me e poi magari per la mia famiglia. Mio padre mi ha sempre detto che quel lavoro è la sua passione, nonostante la fatica e la stanchezza che gli provocava, comunque quello era il suo lavoro e lo ama quel lavoro. Infatti mio padre ha lavorato fino all'estremo, è arrivato a 61 anni, 62, 63 anni ancora a lavorare.
E non è facile, mio padre si è massacrato per tutta la vita. Questo mi ha aiutato a capire tantissime cose. Ho capito cosa vuol dire svegliarsi presto per fare un lavoro che non ti piace e non è bello. Ma purtroppo è la realtà che la maggior parte delle persone vivono oggi, perché si mette al primo posto il denaro e poi al secondo posto lo stare bene con quello che si fa. Non so se sono stato fortunato, se ritenere la fortuna, ma io ho sempre guardato oltre. Nonostante facessi quel lavoro, mi sono sempre spinto per fare altro, per cercare una soluzione, per cercare una nuova strada, per crearmi una nuova strada. E quello che ho fatto è fare video su YouTube. Una cosa che ho sempre amato fare, registrarmi, fare scenette comiche, fare scemenze così. Ci ho provato tantissime volte. Ho iniziato nel 2011, cercavo di fare qualche video con i miei amici, ma non riuscii a fare niente di che. Poi ho iniziato nel 2014 e da solo, venivo comunque da un periodo buio, nero, fatto di depressione, ansia e attacchi di panico. Un periodo dove veramente ero a terra ed è stato proprio quel periodo, quella sofferenza, a spingermi oltre. Ero esausto di una vita sacrificata, ero esausto di guardare mio padre stanco di lavoro ed ero stanco di guardare me impotente perché non potevo fare nulla, non avevo nessuna possibilità. E allora ho iniziato con un piccolissimo passo, quello di fare video su YouTube. E all'epoca chi mi guardava fare video su YouTube mi prendeva in giro, perché diceva ma dove vuoi arrivare, cosa vuoi fare, no? E io nonostante la crisi economica che c'era nella mia famiglia, la situazione drastica che c'era, nonostante i problemi, nonostante il lavoro di mio padre poi è arrivato a scomparire del tutto perché non c'era più lavoro, nonostante i debiti, nonostante tutte queste difficoltà, ho cominciato a credere in un qualcosa, a credere in una nuova strada che non esisteva, perché all'epoca, nel 2014, non è che c'era tutto quello che c'è oggi e lavorare con il web, lavorare facendo video, era ancora fantascienza. Magari oggi le persone si stanno mentalizzando e stanno capendo che il web è il futuro. Ho cominciato a piccoli passi con un telefonino, mi riprendevo e facevo delle scenette comiche con una parrucca. Mi divertivo e ogni giorno mi svegliavo con quella voglia di fare sempre di più. Già dal quinto video, comincio ad esplodere come Carolina sul web. Esplodo su Facebook, tanti commenti, condivisioni, apprezzamenti, prese in giro anche, critiche, ma comunque andavo avanti. Il mio obiettivo era chiaro, ce l'avevo qua nella mia testa. Voglio riuscire a guadagnare dal web. È stato sempre un mio obiettivo, sempre un pensiero fisso. Ogni volta che mi sedevo al computer, quello che ricercavo era come poter guadagnare dal web. Perché io nel web vedevo un grande potenziale. Riuscivo già da allora a vedere oltre, riuscivo a vedere che il web poteva veramente creare un qualcosa di nuovo, un qualcosa di solido su cui poter lavorare e soprattutto guadagnare. E quindi il mio obiettivo era quello, voglio guadagnare facendo video, il mio primo obiettivo. Ci riuscii dopo circa un mese e mezzo. Cominciai a vedere il mio primo 50 euro, il mio primo 100 euro, ma non era niente. Perché nonostante io facessi video tutti i giorni e mi impegnavo dalla mattina alla sera, con la testa nel computer, senza uscire il sabato sera, senza farmi passare uno sfizio, senza comprarmi un qualcosa che mi piaceva, trascurando tutte le cose che mi portavano poi a divertirmi, no? Gli amici, le uscite, anche nelle occasioni più speciali, il Natale, un compleanno di un familiare, di mio padre, di mia mamma, il mio compleanno. Il mio focus era dritto verso il mio obiettivo. Non mi importava se era notte, non mi importava se era giorno, non mi importava se stavo stanco, il mio obiettivo era quello, volevo ottenere quella cosa. Infatti in quel periodo ho allontanato tutti i miei amici, ero solo io e Luca Arena, perché lo conosce, Ciruzzo, sarebbe il figlio di Carolina, quello che interpreta il figlio di Carolina nei miei video. Erano passati ormai 2 anni e nonostante il mio impegno e la mia costanza nel fare quello che facevo, nonostante già quando uscivo per strada mi riconoscevano le persone, non ero riuscito ancora a creare una mia economia, non ero riuscito a crearmi almeno uno stipendio. Questa cosa qua non riusciva a buttarmi a terra, perché, riallacciandomi al discorso di prima
delle priorità, a cosa dare importanza, ai soldi o a quello che ti fa stare bene. In quel caso, quello che mi faceva stare bene era fare video, mi stimolava, mi faceva stare bene. Il fatto di guadagnare era sì importante, lo volevo, ma passava comunque in secondo piano. Quello che era in primo piano era il mio stare bene nel fare quello che facevo. E quindi dopo 2 anni ancora non guadagnavo quello che volevo. Il tempo passa e finalmente riesco, con i soldi che guadagno, ad aiutare la mia famiglia, a cambiare casa, dove oramai avevamo pigioni arretrati, e quindi facciamo questo sfratto. Cambiamo casa, riesco a guadagnare fisso al mese 300 euro da YouTube, solo da YouTube. Per me era una grandissima soddisfazione. Quei 300 euro non posso mai dimenticarlo. Ogni volta che passava un mese, io nonostante facessi video sempre, tutti i giorni, mi impegnavo, arrivava a fine mese, erano 300 euro e io quei 300 euro li prendevo e li davo a mio padre per pagare il pigione. Un po' dentro ne risentivo, no? Perché era comunque ancora il sacrificio che io stavo facendo dopo 2 anni che io comunque facevo video. Erano quei 300 euro creati da zero, dal nulla, facendo video col cellulare. Eppure quei 300 euro servivano ancora per rialzarmi, per riuscire a dare una possibilità sia a me che alla mia famiglia per andare avanti. Stavamo veramente sotto zero. Nonostante tutto questo, riuscii con il tempo a guadagnare sempre di più da YouTube, riuscendo a prendere uno stipendio normale, sui 1000, 1200, e così pian piano la situazione comincia a cambiare, sia per me che per la mia famiglia. Riesco a dare una mano a casa, riusciamo finalmente poi a mettere il piatto a tavola e finalmente riusciamo a trovare una stabilità economica, ma proprio sul limite, senza farci passare sfizi esagerati. Passa il tempo e io comincio a fare spettacoli live, una cosa che mi terrorizzava e che mi ha aiutato moltissimo a crescere, perché io ero un ragazzo timidissimo, nonostante io facessi video sul web, quindi mi mettevo comunque in mostra, no? Facendo video. Il fatto di fare spettacoli dal vivo mi rendeva troppo timido, avevo paura del giudizio delle persone. Prima di allora non mi ero mai esposto al pubblico e già quando mi fermavano comunque le persone per strada già sentivo di non essere a mio agio, no? Perché comunque nei video che facevo non c'ero io in primis, ma c'era Carolina, indossava una parrucca e quando indosso la parrucca io mi dimentico totalmente di Carmine. Quindi quel passo di fare spettacoli live mi porta in primis a fare grandissime esperienze, a crescere proprio come persona e poi mi porta un'altra entrata economica. Quindi in quel momento continuo a fare video, guadagnando da YouTube, ma nello stesso tempo riuscii a crearmi una nuova entrata, che era quella degli spettacoli. Quindi le entrate erano 2. Passava il tempo, facevo nuove esperienze e quello che decidemmo di fare, io e Raffaele e Luca, era quello di cominciare a fare pubblicità. Dato che comunque ho un bel canale YouTube, e parlo del mio primo canale che è a quasi 400.000 iscritti, ci siamo proposti per fare pubblicità per i negozi. Quello che facevamo era fare il nostro video di base, come lo facevamo sempre, però lo facevamo nel negozio che voleva pubblicizzarsi e voleva promuovere qualche suo prodotto. Quindi abbiamo creato ancora un'altra strada, che era quella là delle pubblicità. A quel punto cosa succedeva? Facevo video su YouTube, guadagnavo da YouTube, facevo spettacoli dal vivo ed era un'altra entrata. Il fatto di pubblicizzare su YouTube era ancora un'altra entrata, perché comunque ci pagavano per fare un video in un determinato negozio e quindi in modo automatico riuscii a crearmi una nuova entrata. Quindi a quel punto le entrate erano 3: spettacoli, YouTube e pubblicità. Siamo andati avanti per parecchio tempo, mi sono preso le mie soddisfazioni, sono riuscito a comprarmi un'umile macchina per camminare e per andare a lavorare e ad oggi mi ritrovo in una casa dove riesco a pagare l'affitto, dove la mia famiglia abita sotto di me e sta bene e mi ritrovo ad aver raggiunto il mio obiettivo, il lavoro dei miei sogni, quello là di lavorare con il web, il fatto di svegliarmi la mattina e di avere voglia di fare un qualcosa di bello per la mia vita. Svegliarmi la mattina e non essere triste, non essere angosciato o stanco di andare a fare un qualcosa che non mi piace. E sono consapevole del fatto che non tutti hanno questa possibilità oggigiorno, ma non è detto che non possono averla. Io vi ho raccontato un po' quella che è stata la mia vita in passato, fino ad adesso, senza entrare nei dettagli. Ti assicuro che se lo vuoi veramente, puoi riuscire a cambiare la tua vita. Adesso questa è la mia vita, ho raggiunto quello che io volevo raggiungere.
Non posso lamentarmi in nessun modo. Non sono ricco, magari. Non sono povero come lo ero prima, ma sono riuscito a creare un equilibrio nella mia vita. Tra spese, tra quello che guadagno, tra sfizi e il godersi la vita. Ma vi devo dire una cosa. Sono arrivato al mio obiettivo. Sto bene. Ho un lavoro che amo. Mi piace fare quello che faccio perché posso farlo quando voglio. A meno che non si tratta comunque di spettacoli esterni e di cose esterne. Ma io posso svegliarmi la mattina e decidere se oggi voglio lavorare o voglio di lavorare o meno. Posso decidere quanto tempo dedicare al mio lavoro. Posso decidere di impegnarmi tutta la giornata o di essere libero tutta la giornata. Ma nonostante tutto questo, vi dico che voglio ancora altro. E proprio a questo punto volevo arrivare. Il fatto è questo. Cosa dobbiamo raggiungere per arrivare alla felicità? Cos'altro ci serve? E qual è realmente il punto in cui diciamo ok, io non ho bisogno più di nulla, sono felice e sono a posto? Penso che non c'è. Penso che quel momento non arriva mai. Perché se oggi guadagni 100, domani vuoi 200. Se oggi hai una macchina, domani vuoi una barca. E se io adesso ho il lavoro dei miei sogni, adesso voglio ancora altro. Diciamo un po' che fa parte dell'essere umano il fatto di non accontentarsi e di andare sempre oltre. Anche perché noi non ci accontentiamo. Ci abituiamo subito alle cose, no? Le cose che prima desideravamo con tutto il nostro cuore, pian piano possono diventare banali o scontate. E allora io quello che faccio è semplicemente fermarmi e guardarmi intorno per riuscire a capire, a percepire tutto il bene e il buono che ho intorno, apprezzando tutto quello che ho. E questa si chiama gratitudine. Va bene il fatto di volere sempre di più, di migliorarsi e di raggiungere degli obiettivi e dei traguardi, ma ci deve essere comunque un equilibrio tra il volere ancora di più e il dire ho veramente tanto e non me ne accorgo, senza cadere nel materialismo e nell'esibizionismo, no? Se riuscite ad avere di più, prendetelo, non fa mai male, ma sta di fatto che se la vostra felicità la riponete nelle cose che non avete, la felicità non l'avrete mai. Vi ho raccontato un po' tutta la mia vita e quello che penso attualmente della mia vita. Io sto continuando a migliorare, ma più che altro sto continuando a imparare, perché io sono curioso. Sono come una spugna che assorbe tutto. E attualmente sto cercando di imparare altro, sto cercando di intraprendere altre strade per fare nuove esperienze e per imparare cose nuove. Perché io sono fatto così, io mi sveglio la mattina con la voglia di fare e non mi fermo finché non ho imparato un qualcosa di nuovo. Spero che questo video in qualche modo vi abbia stimolato e vi abbia regalato qualche emozione positiva. E magari se tu che stai guardando questo video non sei felice della vita che fai, comincia da adesso, da questo momento, no da domani, comincia da questo momento, a scrivere già su un quaderno quello che tu desideri. Già il fatto che tu lo scrivi, lo stai programmando, lo stai mettendo in atto, fallo, ma devi iniziare da adesso. Questo video termina qua. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di quello che ho detto, perché mi fa veramente piacere leggervi. E voglio lasciarvi con una frase che non vi ho detto in uno dei miei ultimi video, dove ho detto che quando leggevo dei libri c'è stata una frase che mi ha cambiato la vita. La frase è questa: costruisci i tuoi sogni o qualcun altro ti assumerà per costruire i suoi. Comincia da adesso.